Siamo con il professor Antonio Fossa, ricercatore ANSAS e autore di un saggio nella pubblicazione L'onda di Civil Life, edito da Marsilio. Può spiegarci di cosa parla il suo saggio e qual è l'importanza della storia locale insegnata ai giovani? Ci vorrebbero 2 o 3 ore per una cosa del genere, ma facciamo un discorsetto sintetico. La storia locale significa imparare a conoscere il territorio nel quale si vive e quindi attraverso la conoscenza avere forse più rispetto e più interesse. Da questo punto di vista l'insegnamento della storia locale permette di formare dei nuovi cittadini attraverso la comprensione del loro territorio alla gestione del territorio, perché evidentemente se si conosce e si ama e si rispetta probabilmente si riesce anche poi a migliorare, a fare dei progressi che diversamente tutta la storia recente del Veneto lo dimostra rispetto a ambiente, territorio, beni culturali eccetera. Ecco, la storia del Veneto ne ha sicuramente bisogno, è un'inversione di tendenza che bisogna assolutamente cercare. E la multimedialità e le tecnologie possono dare una mano nell'approccio dei giovani che comunque hanno di fronte una materia scolastica da imparare, ma magari col computer lo potrebbero fare in maniera più semplice? Lo fanno, nel senso che fortunatamente le nuove tecnologie sono entrate in maniera preponderante nell'azione. Insomma, voi sapete bene che ormai un computer è di più e meglio di una penna e di una matita e quindi lo si utilizza. Credo che nell'arco dei prossimi mesi sarà possibile prendere visione di tutti i lavori fatti, una trentina, e credo che si renderà conto esattamente quanto ormai l'utilizzo della tecnologia sia entrato nella pratica quotidiana, sia per i piccolini, guardate, se non altro, non so, quelli della scuola dell'infanzia per capirci, c'è la relazione dell'insegnante che riprende, che fotografa, che costruisce un PowerPoint di presentazione e cose del genere, fino a operazioni in 3D come la ricostruzione del ponte di Rialto, del progetto del ponte di Rialto progettato da Palladio ma mai realizzato, e che è possibile vedere grazie appunto a una ricostruzione in 3D, a un programma che è Share, per cui si può adoperare tranquillamente, quindi poche lire, qualche computer e soprattutto tante buone idee. Va bene, la ringraziamo del suo intervento e le auguriamo buon lavoro. Grazie. Arrivederci.